Buongiorno, bentrovati. Siamo all'appuntamento del lunedì con l'informazione di carattere sportivo. Cominciamo ovviamente con le vicende che riguardano gli allenatori per il prossimo anno. Ci occuperemo di questo in questo spazio per Catania, per Palermo e per Messina. E per parlare di Catania adesso mi collego con Alessandro Vagliasindi. Abbiamo titolato, Alessandro, Catania il Buongiorno, Toscano il prescelto, perché dopo l'ufficialità di Faggiano, che è il nuovo DS, adesso tutte le, tutti gli sforzi e tutte le energie in questa fase chiaramente in attesa di avviare poi la campagna di acquisti e trasferimenti, è chiaro che sono per l'allenatore in casa Catania, ma un po' in tutte le squadre siciliane. Sì, siamo stati tra l'altro tra i primi a parlare di Mimmo Toscano come l'obiettivo numero uno della dirigenza del Catania, e questa traccia è proseguita. Ci sono stati tanti contatti, ha provato ad inserirsi il Padova, però Toscano è attratto dal progetto Catania, tra l'altro una piazza a cui è stato accostato tante volte in passato, quindi per una sorta di segno del destino pare che sia la volta buona che le strade del Catania e di Toscano possano congiungersi. Credo che tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima potrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale. Si sta risolvendo la parte burocratica del tesseramento che ancora lega il tecnico calabrese al Cesena, ed è questo, diciamo, l'ultimo scoglio, perché comunque tra le parti c'è già un'intesa economica su un contratto biennale a 130.000 euro a stagione, più un'opzione di un terzo anno in caso di promozione in Serie B. I numeri parlano chiaro per appunto Toscano, un allenatore vincente, un allenatore tra i più quotati, se non il più quotato in Serie C, che ha vinto peraltro in piazze diverse, in realtà geografiche diverse, che significa che è uno che conosce bene il mestiere e che può avviare un progetto tecnico importante anche a Catania. Alessandro, ti volevo proprio chiedere del progetto tecnico, perché chiaramente abbiamo parlato e stiamo parlando di Mimmo Toscano, ma il primo tassello è stato quello del direttore sportivo. Quindi l'arrivo di Daniele Faggiano significa che evidentemente si vuole cominciare una programmazione diversa rispetto all'anno passato, perché l'arrivo del DS, l'arrivo del nuovo allenatore, cambiano quelle che sono le carte sul tavolo. Cambia le carte sul tavolo, ma soprattutto c'è finalmente la presa d'atto che la figura del direttore sportivo era una figura, insomma, importante, e il Catania sostanzialmente ne ha fatta a meno per 2/3 della scorsa stagione, almeno come figure che ufficialmente espletano questo tipo di professione, e ora abbiamo, diciamo, un profilo professionale assolutamente riconosciuto, che ha fatto bene il più delle volte nella sua carriera. Ricordiamo Parma con la scalata fino alla Serie A, ricordiamo anche il Trapani che arrivò alle porte della Serie B, della Serie A, scusate, quando poi perse la finale playoff con il Pescara, la finale playoff della Serie B con il Pescara. È un professionista che ha iniziato da Delfino di Giorgio Perinetti, ha iniziato a Bari, poi come diciamo osservatore, poi a Siena con incarichi già più importanti, e via via questa scalata, questa progressione che adesso lo porta a Catania. Ha preferito Catania alla Spezia, perché lo Spezia gli aveva proposto appunto un contratto, ma Faggiano ha visto più progettualità a Catania,
ha capito anche che le risorse finanziarie che il gruppo Pelligra metterà a disposizione per la stagione 24-25 sono risorse finanziarie importanti su cui si possono fare ragionamenti da prima fascia. È anche vero che è stato dato mandato a Faggiano di lavorare su un progetto tecnico biennale, perché è chiaro che questa stagione 23-24, oltre alle delusioni in termini di risultati, di sconfitte, di pericolo addirittura di retrocessione, lascia in eredità una rosa che ha sicuramente evidenziato tante criticità, e quindi la progettualità biennale è un passaggio indispensabile, necessario per consentire a Faggiano di pulire le scorie che riceve in eredità e di appunto avviare una progettualità che possa tradursi al massimo come risultati magari la prossima stagione, ma senza escludere che questo ovviamente possa accadere nella stagione 24-25. Il problema, Angelo, Sì. è che chiaramente gli esiti delle semifinali playoff lasciano nel girone C di Serie C sia l'Avellino che il Benevento, e questo certamente è un fattore che va a impattare su quelle che possono essere le ambizioni del Catania, tenuto conto anche che insomma altre squadre blasonate, faccio un esempio il Crotone, o lo stesso Trapani che arriva in Serie C da neopromossa, ma che so che sta lavorando per allestire una rosa, un organico di primissimo livello, quindi il lavoro sarà tanto per il Catania, a cominciare dalle cessioni, che credo sia il nodo principale, perché ci sono tanti giocatori che non rientrano più nei piani, ma che sono tutti a 2 anni e mezzo di contratto, le cui risoluzioni contrattuali chiaramente comporteranno un impegno di spesa molto oneroso per il Catania. Insomma, c'è Quindi tanto lavoro, arrivare diciamo, velocemente, in sintesi tantissimo diciamo che è lavoro, tantissimo lavoro tantissimo per, lavoro. per Sarà una Faggiano. rivoluzione, Sarà sarà rivoluzione, la l'ennesima. rosa, esatto, la terza rivoluzione nel giro di meno di un anno, perché insomma abbiamo assistito a una rivoluzione estiva, a una rivoluzione invernale, e ce ne arriva un'altra, quindi calciomercato del Catania anche questa volta assai movimentato, però ecco, abbiamo al timone di comando Daniele Faggiano, che tra l'altro ha ricevuto pieni poteri da Grella affinché possa lui con un disegno di strategia calcistica mettere assemblare i pezzi di questo nuovo puzzle, e che possa anche lui avere una prospettiva, una progettualità che lo supporti da un punto di vista soprattutto finanziario, e su questo ha ricevuto ampie garanzie. Allora Alessandro, noi chiudiamo qui questa finestra dedicata al Catania che verrà più che altro ai progetti. Non possiamo certamente sbilanciarci troppo su quelli che sono poi le operazioni di mercato che aspettano il Catania. Chiaramente, e hai detto prima tu, è una rivoluzione, quindi moltissimi degli attuali giocatori sotto contratto sino al 30 giugno di quest'anno cambieranno casacca, o comunque ci saranno delle risoluzioni contrattuali. Aspettiamoci, Angelo, un mercato specifico, cioè un mercato da Serie C a cercare di primeggiare, non un mercato fatto di nomi magari di giocatori al passato illustre, ma che poi magari, come abbiamo visto quest'anno, fanno fatica a calarsi nella dimensione del girone meridionale di Serie C. Quindi giocatori di categoria e giocatori di Serie Sì. C che conoscono bene anche questo campionato e questo girone in particolare. Allora Alessandro, grazie, Assolutamente intanto sì. ci Grazie a te, ci ci ritroviamo vediamo lunedì prossimo Senz'altro. e noi adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi torniamo con Palermo e con Messina, fra pochissimo.
Eccoci di nuovo insieme per proseguire il nostro discorso sulle panchine che verranno, sugli allenatori che arriveranno in Sicilia. Adesso andiamo a Palermo, dove c'è già Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo parlato prima di Catania, ormai sembra fatta per Toscano con un contratto biennale, un'opzione per il terzo in caso di promozione. A Palermo ci sarà chiaramente un avvicendamento alla guida della squadra. Ci sono due nomi che circolano in maniera piuttosto insistente, ma ce n'è uno in particolare che è quello di Zanetti, per guidare il Palermo verso quello che dovrebbe essere un campionato di vertice, stavolta però magari con risultati diversi. Sì, il nome che al momento viene accostato ripetutamente proprio al Palermo è quello che hai detto tu, Paolo Zanetti, ex Empoli, un allenatore che ha comunque una certa esperienza in Serie B, anche in Serie A, insomma sulla panchina dell'Empoli. È pur vero che è stato esonerato, è arrivato poi Nicola che ha salvato la formazione proprio toscana all'ultimo minuto, però insomma è un allenatore che ha un certo curriculum e che può sicuramente essere idoneo poi al profilo che viene ricercato dal City Group. Sembrava quasi insomma un affare fatto, però attenzione, nelle ultime ore questa pista, anzi negli ultimi giorni questa pista che porta Zanetti si è un po' raffreddata. I contatti erano quasi quotidiani, poi si sono un po' interrotti. Perché? Perché comunque Zanetti ha anche altre richieste che arrivano dalla Serie A, quindi non ti dico che si sta guardando intorno, però sicuramente in questo momento se dovesse arrivare anche un'offerta da parte di un club di massima serie, Zanetti potrebbe anche accettare quella. Ecco perché insomma ancora il Palermo si ritrova praticamente senza allenatore. Sì, c'è Mignani, ma non verrà confermato sulla panchina rosanero. Il contratto scade il 30 giugno e soltanto la clausola di un'eventuale promozione avrebbe permesso a Mignani di restare in sella. E poi c'è il capitolo direttore sportivo, quindi le due Marco, figure. chiedo scusa, noi abbiamo associato nel nostro titolo anche Dionisi per la panchina del Palermo, quindi dovesse sfumare Zanetti potrebbe essere quell'altra la pista che il City Group andrebbe a perseguire, oppure c'è qualche altro nome? Sì, Dionisi è un altro profilo che il Palermo ha praticamente caldeggiato, c'è stato anche un contatto con l'ex allenatore del Sassuolo, però in questo momento il Palermo insomma, vuole percorrere questa direzione, quella di arrivare a Zanetti. Se poi ovviamente nei prossimi giorni ci sarà un diniego da parte del tecnico ex Empoli, allora il Palermo virerà su altri profili, tra cui appunto quello di Dionisi. L'altra figura, Angelo, cari telespettatori, sì, che manca al Palermo è un altro ruolo chiave. Il Catania lo ha trovato il suo direttore sportivo, ovviamente anche ex tra l'altro Palermo, Daniele Faggiano. Il Palermo invece un direttore sportivo lo sta cercando, ce l'ha perché in questo momento è Rinaudo il DS del club rosanero, contratto però in scadenza al 30 giugno. Rinaudo non ha convinto, ovviamente delle operazioni non hanno assolutamente convinto i vertici del City Group, doveva probabilmente fare qualcosa in più. Al momento insomma il City Group si sta guardando intorno, sta cercando un altro direttore sportivo. Si era pensato a Gianluca Petrachi, ex Torino ma anche tra l'altro insomma ex calciatore del Palermo. Petrachi però ha detto no, e allora il nome che al momento sembra quello più caldeggiato, ma soprattutto quello più in poll rispetto ad altri, è quello di Tognozzi, ex dirigente della Juventus. Ha scoperto dei giocatori comunque che in questa ultima Serie A hanno fatto ottime cose, come Sule, ad esempio del Frosinone, ma anche Ildiz che attualmente gioca anche nella Juventus. Tognozzi è in carica al Granada, direttore sportivo del Granada, però potrebbe sicuramente accettare il ritorno in Italia con un ruolo importante, quello di direttore sportivo del Palermo. Io credo che oggi è il 3 giugno, entro 10-12 giorni il Palermo deve iniziare sicuramente a coprire queste figure, perché poi ovviamente la stagione inizierà, c'è il ritiro da preparare, ci saranno sicuramente dei giocatori da acquistare e senza direttore sportivo e tantomeno senza allenatore la campagna acquisti non può assolutamente partire. A proposito dei giocatori in partenza invece, credo che sia finito, diciamo, l'esperienza di Brunori con la maglia rosanero, con la maglia del Palermo.
Sì, sì, Angelo, credo che sia ormai arrivata al photo finish, ormai siamo davvero al traguardo, ai titoli di coda, per tanti motivi. Uno, perché comunque Brunori è un lusso per la Serie B, Brunori deve giocare in Serie A, lo ha dimostrato, lo ha voluto, ma soprattutto se l'è meritato. Ha fatto anche tanti gol quest'anno, pur non essendo servito, pur non essendo servito male dai compagni, dei gol li ha praticamente inventati, come a Parma ad esempio con quel gol da centrocampo. Quindi Brunori merita la Serie A e probabilmente ci andrà. Poi l'idillio con la Piazza si è pure rotto, lui sicuramente poteva evitare determinate dichiarazioni sulla pressione della Piazza. La Piazza l'ha digerita assolutamente male questa cosa, non l'ha digerita, anzi era un po' puntato il dito contro il suo ormai definiamolo ex, no, ancora capitano, però sicuramente diventerà un ex nelle prossime settimane. Un idillio che ormai si è rotto, si è spezzato. Brunori andrà per la sua strada, il Palermo dovrà trovare un altro attaccante, e quindi è probabile che andrà in Serie A. Sicuramente in Italia ci sono già dei club che hanno strizzato l'occhio all'attuale attaccante rosanero, come il Lecce, come l'Empoli, ma soprattutto il Genoa. Lui aspetta la chiamata del Genoa per andare appunto a vestire la maglia dei rossoblù, ma non solo lui, perché ci sono anche tanti altri giocatori che ormai andranno via anche per fine prestito. Penso ad Henderson, che tornerà appunto all'Empoli dopo il prestito, penso anche a Koulibaly, altro giocatore che non verrà riscattato, così come Traoré del Milan. Insomma, tanti giocatori sono praticamente ormai arrivati ai titoli di coda. Bene, grazie anche a Marco Gullà per questo aggiornamento sulle vicende del club rosanero. Parleremo ancora chiaramente di Palermo nel corso dei telegiornali questa settimana, ma parleremo anche di Catania chiaramente e di Messina. Grazie Marco, perché a Messina adesso andiamo da Sergio Colosi, perché a Messina Modica aspetta risposte da Sciotto e vediamo un attimo di capire il perché, perché un incontro c'è stato, un colloquio c'è stato, però non ci sono state le risposte che forse si aspettava l'allenatore della scorsa stagione. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. E come hai detto tu, perché di fatto Modica si aspettava dei passi in avanti, dei passi di crescita da parte di questa società, che certamente l'anno scorso, tra investimenti effettuati e obiettivo da raggiungere, il saldo l'ha chiuso in attivo, però è una società da strutturare, una società che ha comunicato l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C, che però sembra un atto dovuto e scontato, tenuto conto che è un club di terza serie, null'altro deve fare se non iscriversi, l'eccezione sarebbe il contrario. E adesso invece si attendono segnali importanti, segnali positivi di una crescita della società, e questi avvengono innanzitutto con la nomina di un direttore generale, per esempio, che il Messina non ha una figura che ha lasciato scoperta nello scorso campionato, e sarebbe opportuno coprire anche per dare maggiore organizzazione alla CR. Poi la nomina del direttore sportivo, che con ogni probabilità sarà Domenico Roma, alla seconda esperienza in assoluto con questa figura sia nel Messina che sua personale. E poi la scelta del tecnico Giacomo Modica, che nella conclusione della scorsa settimana ha incontrato il presidente Pietro Sciotto. Giacomo Modica, a cui è stato offerto un biennale da parte del Picerno, aveva avuto piccoli contatti, piccoli interessi anche con la Spalla e con l'Arezzo, però la vera proposta è arrivata dal Picerno, che ha sempre programmi ambiziosi, un club comunque che ha fatto i playoff in maniera continua negli ultimi anni. E Giacomo Modica però ha detto di preferire il Messina, però è anche vero che dal Messina, da Pietro Sciotto, si aspetta determinate risposte riguardo appunto l'organizzazione, la struttura societaria, e poi anche quello che sarà la prossima stagione. Lo ricordiamo, qualora ci fosse bisogno, una prossima stagione in una Serie C davvero complessa e complicata, in cui troveranno spazio anche Benevento e Avellino, altre pretendenti comunque
implica un salto di qualità, per cui per il Messina si profila un campionato certamente non semplice, un campionato in cui i tifosi chiedono di alzare l'asticella, ma questo passa dagli investimenti societari, dagli investimenti economici del presidente Sciotto, che però in tal senso non sono stati mai in linea con le aspettative della tifoseria, per cui ci sono tanti nodi da sciogliere e Giacomo Modica deve stare attento, perché da un lato potrebbe accettare il Messina, però diventa un'arma a doppio taglio, perché potrebbe ritrovarsi con un organico comunque da individuare, da definire, con un obiettivo invece non semplice dopo che gli è riuscito nel primo anno della sua gestione bis, perché già comunque era stato a Messina. Sergio, prima di salutarci, l'iscrizione del club è stata perfezionata al prossimo campionato, quindi non è una notizia certamente questa, però le tribolazioni, le paure per quest'anno sono state ormai archiviate, non ci sono. Sì, Angelo, l'anno scorso si è vissuta come un Messina si iscrive, un Messina non si iscrive, insomma tutta una situazione particolare. Quest'anno sotto questo profilo non ci sono stati questi dubbi, però dico, per noi che abbiamo vissuto il calcio con tante gestioni societarie, dico, non è che sia più di tanto una notizia il fatto che un club si iscriva a un campionato. La notizia in senso negativo è nel momento in cui non ci si iscrive, nel momento in cui ci si perde la categoria, per cui ritengo che questo passaggio fosse obbligato, doveroso da parte della CR Messina di Pietro Sciotto, ma adesso ce ne sono altrettanti ancora più importanti per preparare una stagione positiva, una stagione in cui il Messina possa recitare un ruolo comunque magari nei primi 10 in classifica, come chiedono i tifosi, per poter magari raggiungere il traguardo dei playoff, non soffrire fino alle ultime giornate come è sempre stato, ma vedremo un poco ciò che accadrà, perché ricordiamo sempre il Messina è un organico a 5 giocatori, per cui deve strutturarsi in tutto e per tutto. Ecco, è un Messina che ha ottenuto il risultato della salvezza, però è tutto da strutturare, da definire, da costruire e da integrare, non c'è dubbio. Allora Sergio, l'appuntamento con te a lunedì prossimo, chiaramente se in settimana ci dovessero essere delle novità ci aggiornerai nei nostri telegiornali. È chiaro che chiaramente la prossima settimana vorremmo avere e speriamo di avere notizie più concrete, cioè fatti e magari i primi nomi per diciamo, gli acquisti della prossima stagione. Grazie a Sergio Colosi. Buon pomeriggio Angelo e buon pomeriggio a tutti. E grazie a tutti voi per essere stati con noi con Sicilia 24 Focus Sport. L'appuntamento è la prossima settimana, lunedì 14:30. L'augurio a tutti e di un buon pomeriggio.